Ciao ragazzi, benvenuti in Lessinia, una terra che non smette mai di sorprendermi, perché ogni volta che ci vengo trovo sempre qualcosa di nuovo. Ad esempio questa contrada, la contrada Laorno a Val di Porro di Bosco Chiesa-Nuova, quindi nel cuore della Lessinia. Ammetto, confesso che non la conoscevo, ma ho capito che lì c'è una bella storia da raccontare e ho capito anche che il miglior modo per raccontarla e per capirla questa contrada è, pensate un po', andare lì a bersi una birra. La contrada Laorno non è una contrada come le altre, o meglio, è sì una contrada delle Lessinia perché presenta tutti i requisiti caratteristici, ovvero lo stile, l'architettura, la presenza importante della pietra della Lessinia. Ma è diversa oggi dalle altre perché questa è una contrada in cui si produce birra per l'appunto, ma con una filosofia e una logica ben precisa, a partire dal fatto che qui la birra viene prodotta integralmente in Lessinia. E sapete chi ce lo dice? Lui, il mastro birraio. Anzi, lei, la mastra birraia. Ma si dice così? Che in realtà non sarebbe proprio giusto il termine mastro birraia, direi più birraia, perché ci vorrebbe il titolo universitario per essere mastro birraio. Però sì, diciamo che abbiamo un consulente che ci segue, che ci fa le ricette, che ci aiuta e io pian piano sto imparando. Cosa vuol dire che la vostra è una birra che nasce totalmente in Lessinia? Allora, nasce totalmente in Lessinia perché, a parte che è prodotta proprio in loco, qui a Laorno. A Laorno c'è una cosa di particolare che non si trova in tanti altri posti in Lessinia, visto che è un territorio, diciamo, prevalentemente carsico, è l'acqua. Qui a Laorno c'è una sorgente d'acqua. È un'acqua vulcanica, quindi un'acqua meno dura delle acque che si trovano di solito in Lessinia e nell'acquedotto veronese, insomma, e quindi particolarmente adatta per la produzione della birra. Che l'acqua è l'ingrediente principe, sì, no? Sì. Infatti tutta l'idea dell'agribirrificio è nata proprio per la presenza dell'acqua, che direi che è la cosa fondamentale. Gli altri ingredienti? Il malto, che è il malto d'orzo. Noi siamo produttori, siamo azienda agricola, quindi produciamo noi l'orzo. Non ce l'abbiamo qui in Lessinia perché purtroppo la resa sarebbe troppo bassa, quindi ce l'abbiamo in pianura, però lo mandiamo a maltare e poi tutto il procedimento, tutta la birra appunto viene fatta qui. Abbiamo anche provato a piantare varie varietà di luppolo e speriamo in autunno di poter utilizzare anche il nostro per fare proprio la birra totalmente di Lessinia. Perché hai voluto recuperare questa vecchia contrada allora? Lì è una pazzia, una mesa pazzia che abbiamo fatto in 4 amici e che siamo partiti per scherzo. Uno dei nostri amici gli è venuto l'idea che, visto che c'è l'acqua, che è uno dei pochi posti dove c'è una sorgente in Lessinia, che ce ne sono altri comunque, e ha detto cosa si può fare per far ritornare in vita la contrada, e questo qua gli ha avuto l'idea di fare un birrificio, produrre birra. E siamo partiti da lì. Facciamo 2 tipologie di birre fisse, una Keller bionda e una Bocca Rossa. Poi a seconda della stagione cambiamo, adesso in estate abbiamo una birra fresca estiva, una Blanche allo zenzero, in inverno ne abbiamo fatto una alle castagne e ecco. Questa è la parte sommitale della condotta acquedottistica che fu costruita intorno agli anni 30. Sono tracce di un passato che è stato molto importante per la zona perché l'acqua un tempo era oro, era petrolio. E questo stesso passato torna ancora oggi, perché il tempo è l'archivio dei ricordi. E anche in chi oggi
ha deciso di investire in questa vecchia contrada, c'è sempre una parte di se stesso che riaffiora, che riemerge e che vuole continuare a vivere e a far vivere la propria terra, quindi la Lessinia, quindi questa contrada. Hanno scelto la birra per farlo. Quanti anni hai, Giulia? Posso chiedertelo? Sì, ho 33 anni, compiuti da poco, in aprile. Perché sei qua? Sono qua perché per una serie di motivi in realtà. Principalmente perché mio padre e la mia famiglia è sempre stata legata a questo luogo. Infatti circa 20 anni fa mio padre e un altro dei soci di lavoro, Giordano, hanno deciso di comprare questa contrada che ormai era ridotta a un rudere. E ha sempre avuto un valore affettivo molto importante, perché qui ho i miei ricordi da bambina e con mio fratello che purtroppo non c'è più, e quindi è sempre un luogo ricco di emozioni e quindi quando mio papà ha avuto l'idea di facciamo qualcosa, sistemiamo, sono stata felicissima di... Io ho dei ricordi da giovane con mio papà e mio zio, perché abbiamo dei boschi qua, comunque ha portato qua con i vicini, insomma, che collaboravano con le vacche, abbiamo portato qua delle manze, delle vacche, anche i miei genitori, mio papà e mio zio. Sandro, rimangono dentro questi posti? Beh sì, io da adesso non si direbbe, però mi piaceva correre, venivo a piedi, partivo alla sera dopo finito di lavorare e sempre venuto qua, che c'è la strada che facciamo adesso per venire qua, facevo una corsetta a piedi qua attorno e non avrei mai pensato che un giorno prendiamo assieme e facciamo questo lavoro qua, insomma, questa ristrutturazione, non avrei mai pensato di arrivare a fare questo lavoro qua. Ditemi un po' se non sembra di essere al cinema. Ed è una delle licenze che si sono presi quando hanno fatto gli importanti lavori di recupero e di restauro di questa contrada, che pensate risale addirittura al 1400. Ma nel recupero sono stati rispettati tutti i crismi e tutta la dignità di questa contrada, perché la struttura architettonica è rimasta quella e gli materiali utilizzati sono rimasti quelli tipici della Lessinia, la pietra e il legno in primis. E adesso, grazie a questo intervento di recupero, la contrada si appresta a vivere una nuova vita, grazie all'invenzione, a meglio, grazie all'intuizione della birra. Cioè tu hai trovato un futuro per te e per la tua famiglia anche tornando indietro nel tempo. Sì, e dopo fatalità la vita è strana e dopo ovvio che io l'ho fatto per passione mia e penso per mia figlia, insomma, questo qua. Perché ho una figlia, un figlio, il figlio ha un'azienda agricola e la figlia, se ha voglia, se ha passione, se gli piace. Ti emoziona, Sandro, tornare sui luoghi della tua infanzia e vedere qui una possibilità di crescita per la tua famiglia, per i tuoi figli in particolare? Sì, io sono uno legato al territorio, proprio veramente il mio territorio, lo porto sempre in alto più che posso. Quando avete cominciato questa avventura, Giulia? Allora, abbiamo iniziato un anno fa, più o meno un anno fa, un annetto fa, e abbiamo fatto esattamente la prima quota di birra il 15 maggio dell'anno scorso. E poi è andata pian piano, abbiamo iniziato questa avventura che a volte è stata difficile e complicata perché nessuno di noi aveva l'esperienza in ambito, però siamo qua, proviamo, sbagliamo, impariamo e insomma siamo comunque positivi e speriamo nel futuro. Sapete poi qual è la cosa bella, al di là del recupero, al di là della bellezza del posto, al di là della bontà della birra? È che questo luogo riesce a lavorare a dei giovani come Elisa. Tante persone che hanno trovato modo di restare qui in Lessinia, a dare la birra a chi sta parlando. Ti prego, su qua che l'aspetto. Eccola qua. Una speranza in più per continuare a vivere la montagna. Solo te. Prima correvi tu in questi prati, adesso ci sono i due figli. Sì. Cos'è diventato questo posto per te? Tanto perché, oltre a occupare gran parte del tempo, è un posto che secondo me mette tranquillità, cioè ha un'energia particolare e quando si arriva qua si sente qualcosa di diverso. Sembra un po' romantico come discorso, però secondo me è così.